Ha tante capacità, porta pesi qua e là, in giro veloce va, tra la 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 la. Lui trasporta, lui riporta, semi di grano lui pianta, tutti i campi lui ara e ogni tanto si riposa. Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon venerdì, benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con l'agricoltura. In collegamento telefonico con noi Lorenzo Viviani, deputato della Lega, membro della Commissione Agricoltura. Ciao Lorenzo, buongiorno, ti è piaciuta la sigletta? Ciao. Ciao Antonio, caro su tutto, un saluto a tutti i radioascoltatori. Sì. Antonio, noi rischiamo di essere picchiati dagli agricoltori, avremo una sommossa popolare, mi dissocio completamente dalla tua sigletta. Ma dovevamo scegliere una sigletta Lega. Questa sigletta si ricorderà ogni venerdì puntuale alle 10:35, quindi i nostri radioascoltatori sintonizzeranno il loro televisore, la loro radio DAB. Anzi, ne approfitto con te Lorenzo per ricordare ai nostri radioascoltatori e chi ci ascolta per la prima volta di andare sul sito della radio, cliccare il rettangolino abbonati e di seguire insomma tutte le istruzioni che ci sono per abbonarsi e per sentire tutti i nostri programmi e specialmente anche questo dell'agricoltura, giusto? Certo, una cosa che tanti radioascoltatori affettuosi, come di fatto sono sempre stato io, hanno fatto nel tempo, ma insomma Radio Padania dà con questo programma anche un servizio in più, che è quello di conoscere un po' meglio il proprio territorio, i prodotti della nostra terra, e quindi insomma tanto interessante. Sappiamo che Radio Padania insomma ha bisogno di questo aiuto da parte di chi l'ama e di chi l'ascolta, di chi ha questa voce insomma amica che la segue, che incomincia al mattino con la rassegna stampa di Canarca, poi continua con tutti i grandi conduttori che siamo stati abituati ad ascoltare nel tempo, insomma, quindi diamo tutti una mano a Radio Padania, che insomma è la voce un po' della Lega, la voce un po' libera anche nel panorama radiofonico, quindi cerchiamo di aiutarli. Allora Lorenzo, ricordo il numero ai nostri radioascoltatori, perché oggi parleremo di frutto d'estate, un altro frutto estivo. Vi ricordo il numero che è lo 026620 3529, anche il numero per mandare i vostri sms che è il 346 64 27756. Parleremo oltre che di questo frutto che tra poco andremo a descrivere, anche poi del settore pesca, perché ci sono delle importanti novità che tu ci dirai. Allora, se vuoi appunto raccontaci un po' questa settimana. Ti volevo fare, perché da Ligure non posso esimermi dal fatto di, non avrete già parlato magari precedentemente o magari avete fatto anche qualche diretta, del grande giorno che è per Genova, per la nostra Genova, per la Liguria. Veramente stiamo parlando di una rinascita di Genova, come ha detto bene il sindaco Bucci, non di una rinascita ma di un lavoro continuativo che non si è mai fermato e che, devo dire la verità, visto il nostro Edoardo Rixi in prima linea, ex viceministro purtroppo, devo dire la verità, perché qualcosa di grande ha perso questo paese, una persona che comunque è riuscita a coadiuvare e a avere veramente un anello stretto fra Stato, Regione, Comune di Genova. E quindi tutto è funzionato alla perfezione fino adesso, e ci aspettiamo anche che la ricostruzione sia tanto veloce, come è stato poi tutto il processo di demolizione. Certo, poi abbiamo visto anche il ministro Salvini che stasera sarà appunto a Genova per la festa. Quanto vuol dire Genova, quanto vuol dire le infrastrutture del nostro paese, quanto sono importanti per il nostro vice premier, insomma, essere lì con tutti gli impegni che ha vuol dire un'attenzione particolare per la nostra regione, quindi una nota d'orgoglio, ma per tutto il sistema Italia delle infrastrutture. Ecco, senti carissimo Lorenzo, un po' è la stagione estiva, si parla di turismo, no? Ci sono delle importanti novità per quanto riguarda questo settore, ne avete discusso alla Camera questa settimana, c'è stato un progetto di legge sul turismo, anzi, ci puoi raccontare? Oggi dovevamo avere un ospite d'eccezione, che so che è una di quelle parlamentari che ti scappano. Sì, infatti facciamo questo appello, vogliamo sentire la deputata della Lega Giorgia Andreuzza. Perché è competente in materia. La grande Giorgia, la nostra parlamentare veneta,
che sta seguendo, lei ricordiamo che è capogruppo in commissione attività produttiva alla Camera, e sta seguendo un progetto di delega al governo, insomma, sul turismo, dove si parla di tutte le forme di turismo, quindi dal turismo esperienziale a vari tipi di turismo, quindi le varie definizioni, ma soprattutto si va a parlare, comunque si parla di turismo, ricordiamoci che questa delega è entrata nel Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e della Pesca, e quindi si parla anche molto di quel turismo che cerchiamo di spronare, che è quello legato ai territori, quel turismo che trova nei prodotti, come nel vino, come nell'enoturismo ad esempio, trova nei prodotti del nostro agroalimentare un'attrattiva turistica, cioè spieghiamo il nostro territorio, la storia del nostro territorio anche grazie ai nostri prodotti dell'agroalimentare. Quindi speriamo di avercela magari in trasmissione, tanto sarà insomma oggetto comunque di dibattito anche mediatico nelle prossime settimane. Speriamo il prossimo venerdì di averla in trasmissione, così ci potrà dare anche delle delucidazioni proprio su cosa l'attività che stiamo svolgendo al Parlamento, ma soprattutto anche cosa vogliamo, il tipo di sviluppo, il tipo di sogno che vogliamo dare alla nostra agricoltura proiettata verso il turismo. Certo, poi leggo dalla pagina Facebook del ministro Centinaio un post tipici da spiaggia, no Lorenzo? L'agricoltura made in Italy insieme al turismo in spiaggia sotto l'ombrellone, scrive il ministro, si va nella direzione che avevamo programmato. Questo è anche molto importante, no? Questo binomio. Ecco. È molto importante, ma soprattutto lo dico per tutto il mondo agricolo che ci ascolta, che magari certe parole, vedi, noi le usiamo e le usiamo magari anche in maniera impropria, però il concetto vero che vuol passare il ministro è quello di veicolare il mondo dell'agricoltura senza snaturarlo. Cioè il mondo agricolo è un mondo agricolo, il mondo agricolo deve rimanere produttivo e agricolo, devono portare gli agricoltori, i pescatori, prodotto di qualità, il prodotto fresco, la nostra tipicità sulle tavole degli italiani, e questo deve essere volano per tutto il territorio dal punto di vista turistico, senza snaturare la figura dell'agricoltore e dei pescatori, che devono rimanere agricoltori e pescatori. E quindi è questa unione fra vari settori che devono essere un volano a vicenda. Insomma. Senti Lorenzo, ma tu sotto l'ombrellone che cosa porti al mare? Dove mangi, ecco, poi? Noi liguri, allora, prima di tutto, naturalmente regioni sono quelli che ci fanno magari anche quelle lasagne. Che mangiate? Voi liguri, che mangiate sotto l'ombrellone? Noi siamo liguri, quindi già insomma siamo parsimoniosi e tutto, quindi noi abbiamo questo la lo sappiamo, di cui andiamo orgogliosi, che la focaccia la facciamo bene praticamente solo noi in Liguria, la focaccia è la cosa tipica con magari una fettina di prosciutto dentro che si porta al mare, e naturalmente così faccio anche il nutrizionista della situazione. Benissimo. tanta frutta che fa bene, idrata e comunque dà insomma anche sollievo in queste giornate così calde. Cioè, come si chiama la vostra focaccia? Ha un nome tipico, no? La focaccia ligure. La focaccia non è che è un nome tipico, la focaccia è la nostra e basta. Adesso mi inventi Antonio che c'è la focaccia pugliese, la focaccia di c'è la focaccia barese, famosa. Ligure, e poi tutto viene dopo, è come se andiamo a parlare di pizza, e devo dire la pizza sarà a Napoli, a parte che anche noi abbiamo qualche, insomma, pensiamo che c'era la focaccia di un certo tipo che ricordava la pizza, quindi abbiamo anche noi un po' di paternità, non me ne voglio i napoletani, però sono tutti campanilismi, insomma, che abbiamo anche noi in Liguria, però focaccia, parte della focaccia Ligure, e poi tutto è in discesa. Benissimo, allora veniamo alla nostra trasmissione, no? A questo frutto estivo. Allora parliamo del Prunus persica, Lorenzo, cioè parliamo della pesca, che praticamente nasce dal pesco. Il pesco, che è una specie della famiglia Rosaceae, che produce un frutto che noi mangiamo, che appunto si chiama pesca. Ti leggo un po': il pesco è un albero originario dalla Cina, dove fu addirittura considerato simbolo di immortalità, i cui fiori sono stati celebrati dai poeti, dai pittori, dai cantanti, dagli scrittori. Poi il pesco, o meglio la pesca, arrivò a Roma nel I secolo d.C. e grazie ad Alessandro Magno si diffuse insomma in tutto il bacino del Mar Mediterraneo. Tu ami le pesche, giusto? Guarda, la pesca è un frutto che insomma come si può non amare, ma soprattutto in questa trasmissione andremo a vedere le varie tipi di pesca che abbiamo in Italia, le varie qualità di pesca, e poi andremo addirittura a trovare, dopo questa anticipazione, una pesca IGP
che viene coltivata in Sicilia, che addirittura viene insacchettata a una a uno. La sua produzione viene insacchettata. Sì, questa è una bella storia. Molto andrà nel dettaglio in questo frutto. La scorsa trasmissione abbiamo parlato di anguri e meloni, e questa volta ci occuperemo di questa pesca che insomma delizia il nostro palato. Ricordiamo anche una pesca che dura nel tempo, perché parliamo di questa pesca siciliana che addirittura arriva quasi a fine dell'anno con gli ecotipi, quindi c'è anche nelle stagioni meno stime. Allora, ma andiamo con ordine, no? Parliamo della pesca e incominciamo dal nord. Siamo in Veneto, siamo in un paese, in una cittadina che si chiama Pescantina, che è un comune italiano di 17.000 abitanti della provincia di Verona in Veneto. Pescantina è situata in Val Policella, a pochissimi chilometri da Verona. Il settore primario riveste un'importanza notevole per il paese, in particolar modo proprio per quanto riguarda la coltivazione delle pesche. E per parlarci, insomma, della pesca di Pescantina, abbiamo in collegamento telefonico con noi il consigliere della Lega del Comune di Pescantina, Matteo Marconi. Buongiorno Matteo. Buongiorno a tutti. Allora, grazie mille per aver accettato il nostro invito, anche l'invito specialmente di Lorenzo. Allora, raccontaci un po', Matteo, di questa pesca. Come nasce? Quali sono le qualità? Allora, la pesca a livello del comune di Pescantina è il frutto principale, anche se negli ultimi anni c'è stato un po' un calo degli ettari produttivi della pesca per colpa del prezzo che è diminuito. E comunque la pesca è il frutto principale del comune di Pescantina. Ci sono tante varietà, e siamo già in produzione alcune varietà come Spring Crest e Rubric che maturano in questo periodo e sono pesche a polpa gialla. Poi abbiamo anche molte nettarine, e polpa sempre anche quelle a polpa gialla che maturano in questo periodo, da Lambra a Big Bang. E si può dire che anche qua il tempo ci dà un aiuto perché c'è molto caldo, e quindi le pesche stanno maturando abbastanza bene. E ci sono altre varietà come le pesche a polpa bianca e le nettarine a polpa bianca. Allora, Lorenzo. Sì, intanto diciamo una cosa, che Matteo, oltre a essere un consigliere comunale della Lega, quindi avere un impegno politico, insomma, ha un po' la mia storia, insomma, è anche lui stesso un agricoltore, un allevatore, quindi raccontaci, ecco, Matteo, com'è la tua giornata che naturalmente si inframmezzerà fra una cosa che considero, scusami, ti finisco di dire, considero veramente un atto di amore verso il proprio comune, perché anch'io sono tuttora consigliere comunale e penso che sia veramente qualcosa che uno fa per passione, non per il gettone di presenza, quindi lo fa per la sua terra, per il suo popolo, ma soprattutto con la tua vita dall'agricoltore penso che non sia facilissimo seguire politica, agricoltura e anche gli animali, perché comunque tu fai zootecnia e anche allevatore. Raccontaci un po' come riesci a mettere tutto insieme alla tua giornata. Innanzitutto ci occorre passione per fare un lavoro, perché se non hai passione non vai da nessuna parte. Io sono un ragazzo giovane perché ho 28 anni e ho passione sia per la politica, che mi sono messo in gioco per la politica, e più un'azienda agricola che va dall'allevamento di vacche da latte ai frutteti da peschi e ai vigneti in Valpolicella e anche nel territorio di Pescantina come Pino Grigio e ai vigneti in Bardolino, quindi è un'azienda veramente ampia su una grande scala di prodotti agricoli. Ho deciso anche di mettermi in gioco con la politica anche per aiutare e stare vicino ai agricoltori di Pescantina, perché essere agricoltore più poter essere consigliere agricoltura vuol dire tanto, perché ti intendi della frutta, ti intendi del settore agricolo, insomma, e puoi essere più vicino alle nostre aziende agricole. La mia giornata è molto impegnativa, perché inizio la mattina alle 5 con l'allevamento, perché ho l'allevamento di vacche da latte e siamo una delle poche stalle rimaste sul
territorio del comune di Pescantina si parla che negli anni 80 eravamo circa 200 stalle, adesso anche quello è un settore un po' in crisi e siamo rimasti circa 3 stalle sul territorio di Pescantina con produzione di latte. Sì. E dopo niente, finita la giornata dietro le vacche, inizia la giornata con i peschetti o dietro le vigne con forme, ecco, fino a terminare la sera tardi e dopo la politica, cioè, naturalmente anche. Ecco. Dove possiamo trovare insomma le pesche di Pescantina? Le pesche di Pescantina le puoi trovare, aderiscono tanti supermercati a comprarle. È nato anche un progetto anni fa che hanno aderito anche 8 comuni, tra quali Verona, Villafranca, Pescantina, Valeggio e Bussolengo, dove hanno aderito a portare le pesche a dei ristoranti, a fare cose a base di cibi a base di pesche. Sì. E tanti supermercati hanno aderito anche a questa iniziativa. C'è da dire anche che noi a Pescantina è da anni che facciamo una mostra delle pesche che si tiene sempre ad agosto, quest'anno fatalità è all'11 agosto. E ci inviti Matteo? Certo, siete tutti invitati perché qua tutti i nostri agricoltori portano in esposizione il frutto, cioè la pesca, con tante varietà, ogni azienda ha le sue varietà, le migliori pesche. Ecco, ma la pesca di Pescantina come buccia, ecco, è liscia, com'è? Beh, c'è pesca liscia, sì, abbastanza liscia, ma ci sono sia pesche nettarine e se no pesca, perché c'è da differenziare che la pesca è quella con un po' di buccia un po' ruvida, cioè col pelo, soprattutto con un po' di pelo. E la nettarina è quella liscia. Cioè, abbiamo tante varietà anche nel comune di Pescantina. Sì, come oltre che mangiarle appunto così come frutto, che altro si può fare con le pesche? Beh, con le pesche si possono fare dei succhi di frutta. Abbiamo anche adesso iniziato anche con questa iniziativa di fare un drink con all'interno la pesca o con il succo di frutta, un drink analcolico. Sì. Sono tanti modi di usare la pesca al giorno d'oggi, con i vari cibi. C'è anche il risotto alla pesca, infatti lo faremo anche alla mostra di Pescantina, che è questa mostra che è l'11 agosto, che è la 73esima mostra delle pesche, e ci sarà il risotto alle pesche. Hai capito Lorenzo? Perché oltre agli spaghetti al melone ci sono... Ricordiamo ai radioascoltatori questo appuntamento 11 agosto, Pescantina. A Pescantina. Ok. E come si può accedere? Pagamento? Dov'è? È aperto al pubblico, non c'è da pagare, è proprio in paese a Pescantina, in centro paese a Pescantina c'è questa mostra ed è aperta al pubblico e naturalmente c'è la sagra anche del paese e c'è l'esposizione di ogni agricoltore che porta in esposizione le pesche e dopo verrà premiato con dei premi. In base alla varietà e in base anche al produttore, perché viene dato dei premi in base all'azienda agricola e in base anche alle varietà. Oggi tu dove sei Matteo, no? Io adesso in questo momento sono a fare la potatura dei tralci dei vigneti, non sono sull'ambito pesco. Ecco, benissimo. Quindi insomma poi... Complimenti Matteo per la tua passione politica prima di tutto, ma soprattutto per il fatto che hai questa azienda agricola così ben differenziata e quindi è una passione veramente a tutto campo per il mondo agricolo. Sei un esempio da seguire, ecco, sicuramente. Grazie Matteo per la tua collaborazione, ci sentiamo anche prossimamente, sicuramente ti coinvolgeremo in qualche altra trasmissione, anche perché quando parleremo di allevamento e comunque di mucche potremo chiamare anche te. Di vacche, ricordiamoci che si chiamano vacche, ricordiamoci, come dice il mio collega Liuni. Giusto. Ciao Matteo. Grazie mille. Ciao, grazie. Allora, insomma, Lorenzo, abbiamo parlato quindi di questa pesca di Pescantina. Tu oggi l'andrai a trovare nei supermercati o no? Io oggi, guarda, una giornata talmente intensa, penso di non riuscire neanche a muovermi. Ormai veramente bevo della grande acqua, ma non riesco neanche più a alimentarmi. Quindi, insomma, ecco, una cosa importante che siamo scordati di chiedere al nostro amico Matteo, ma non ci sbaglieremo col nostro prossimo ospite, è chiedere realmente dove possiamo trovare questo prodotto, perché è un servizio giusto che dobbiamo dare ai nostri radioascoltatori quando gli scriviamo, gli facciamo
mettiamo, sì, l'ha accennato più o meno, descriviamo radiofonicamente il prodotto, dobbiamo dirgli anche da dove viene, dove possiamo, perché molte volte ci sono magari dei mercati o delle tipicità, magari come fa ad esempio, fra virgolette, alcune associazioni di categoria con gli agricoltori direttamente in piazza, quindi ci sono queste occasioni dove andare a comprare direttamente all'agricoltore queste trilibertezze. Benissimo, allora Lorenzo, noi andiamo in pausa pubblicitaria, ci risentiamo tra pochissimo con il nostro prossimo ospite, parleremo ancora di pesche, questa volta delle pesche di Leonforte, che è un paese siciliano, poi ti dico dove, di che provincia. Un'oasi, detta anche oasi. Benissimo, grazie mille. Andiamo in pausa. E lucevano le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma il 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Allora, era una brevissima pausa pubblicitaria. Lorenzo, ci sei in linea? Sono sempre qua con voi. Ecco, saluto Giulio Carnelli al di là del vetro e ricordo il numero per intervenire in diretta ai nostri radioascoltatori, che è lo 02 66 20 35 29, anche il numero per mandarci sms, che è il 346 64 277 56. Allora, in collegamento telefonico con noi in questo momento abbiamo il dottor Domenico Di Stefano. Dottor Domenico Di Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, si presenti un po', ci racconti un po' la sua storia. Lei è il direttore del consorzio della pesca di Leonforte IGP. Leonforte è un paese in provincia di Enna, giusto? Sì, esatto. Lei si occupa della commercializzazione, è un grande produttore di pesche di Leonforte, però sentivo insomma una sua intervista ad una trasmissione televisiva che lei comunque è stato negli Stati Uniti, poi è ritornato nella sua terra. Ci racconti un po' la sua storia prima di arrivare alle pesche di Leonforte? Ho iniziato come produttore abbastanza giovane, sì, perché comunque avevamo un appezzamento di terreno che era destinato alla villeggiatura estiva. Il terreno però era troppo per viverci solo quei 2 mesi in estate, e quindi ho chiesto a mio padre, all'epoca ero 14enne, dico: ma perché non facciamo un peschetto? Appunto era il periodo importante per queste produzioni, un momento dove c'era comunque una fase di crescita di questa attività, e così abbiamo fatto circa 1,5 ettari di impianto. E ho sempre coltivato questa passione verso la campagna, restando che non sono figlio d'arte, la mia è la prima generazione di produzione agricola, perché mio padre ha fatto sempre tutt'altro nella vita. Sì. E quindi comunque questa passione è cresciuta. Poi a un certo punto dovevo intraprendere il percorso universitario e sono andato a studiare nel nord Italia. A Milano? No, ho fatto io una formazione legata al marketing, dove ho studiato per lo più in Umbria, sì, a Perugia, sì, e poi comunque abbiamo fatto un periodo importante della mia vita di formazione negli Stati Uniti. Ho fatto uno scambio culturale con gli Stati Uniti, dove ho affinato quella che era appunto l'attività legata al marketing e alla comunicazione. Sì. Quindi questo vivere negli Stati Uniti giustamente aveva anche portato possibilità di lavoro. Però non volevo abbandonare quelle che erano le mie produzioni, che per quegli anni sono state portate avanti da mio padre. Certo. Poi insomma è ritornato a Leonforte, che è un paese piccolo, no? In provincia di Enna. Sì, un paese di circa 16.000 abitanti. Ecco, benissimo. Oggi fa caldo lì o fa più caldo qui a Milano? No, io credo che faccia più caldo lì. Sono sceso, è da poco che sono tornato, sono 2 giorni che sono in Sicilia, e devo dire che sto meglio a livello climatico di temperature. Benissimo. Anzi, oggi è pure abbastanza ventilata, si vive un caldo buono. Benissimo. Lorenzo, Domenico, intanto ti saluto.
Salve. Intanto ti saluto Domenico, no, infatti volevo farti proprio questa domanda. Ecco, ora parleremo di questo tuo prodotto, di questo vostro prodotto molto particolare anche perché viene da un territorio in Sicilia che ha un suo clima. Ecco, raccontaci di questa oasi, di questa zona all'interno della Sicilia dove viene coltivata questa pesca così prelevata, anche che ha un costo anche più elevato, anche perché c'è tanta manodopera, c'è tanto lavoro dietro. Raccontaci un po' la storia di questo prodotto e delle caratteristiche del tuo territorio. Il nostro territorio appunto è un territorio, giustamente da poco sono stato in un incontro dove abbiamo avuto uno scambio di opinioni col ministro dell'agricoltura, il dottor Centinaio, e parlavamo di quello che di solito si mette in evidenza dei territori del sud, no? Tutto quello che non funziona. Oggi non ne parliamo di tutto quello che non funziona, perché comunque fare impresa in questi territori è particolarmente complicato, e voglio dirvi quello che c'è di positivo. Quando a me fanno la domanda come mai da Miami sono ritornato a Leonforte, io dico a Leonforte ci sono due cose che mi fanno stare, sono due gli elementi. Primo fra tutti appunto è la mia produzione di pesca di Leonforte, che non può essere decentrata altrove. L'altro elemento è il clima, perché la Sicilia, sappiamo tutti, è molto calda, nelle grosse città si vive un clima particolarmente caldo, umido. Invece qui è sempre fresco, la notte si dorme sempre bene, senza necessità alcuna di impianti di condizionamento d'aria. Quindi il clima è fantastico, perché il giorno si arriva ad avere anche 40 gradi, ma la notte scendiamo sotto i 20 molto benissimo, benissimo. Tipo ieri sera c'erano 14 gradi, verso mezzanotte avevamo queste temperature e di così si dorme tranquillamente senza necessità di supporti esterni. Quindi quello che l'aspetto climatico determina tanto poi quelle che sono le caratteristiche del nostro prodotto, perché noi per quanto riguarda la pesca di Leonforte sono due gli elementi che contraddistinguono. Benissimo, uno che è legato al territorio per via di questo microclima, lì non c'entriamo noi, abbiamo questa fortuna di questi terreni particolarmente ricchi di alcune sostanze che ci danno queste pesche come prodotti tardivi, una tardività esagerata, perché noi produciamo dai primissimi di settembre fino a raccogliere le ultime produzioni a metà novembre. Quindi già noi arriviamo sul mercato quando non c'è più prodotto fresco. Quindi adesso non la possiamo gustare la pesca di Leonforte. Perché si chiama anche settembrina, giusto? La pesca tardiva di Leonforte IGP, anche denominata pesca settembrina. Settembrina, sì. Ecco. Si parte con la settembrina come primo stacco di prodotto IGP. Ecco, allora ci racconti un po' la coltivazione, quando poi questa particolarità della insacchettatura. Sì. Ci racconti? Infatti, lì subentra poi l'astuzia umana, proprio perché mentre da un punto di vista territoriale non abbiamo fatto nulla, per quanto riguarda le particolari tecniche di allevamento abbiamo noi sviluppato a partire dal dopoguerra questa tecnica detta dell'insacchettamento. Significa che ogni singolo frutto in questo periodo viene insacchettato. In questo momento in azienda c'è molta forza lavoro locale, abbiamo semplicemente delle manovalanze locali, perché non tutti sanno fare questa attività, che durante questi mesi vengono nelle aziende, magari molto spesso studenti che hanno la pausa dallo studio, e vanno a guadagnare dei soldi magari per pagarsi le vacanze. E questo qui è una tecnica che ci consente di offrire un prodotto completamente esente di residui tossici sul frutto. Allora la pesca è uno dei frutti più contaminati dopo altre cose. Diciamo che nei primi posti la pesca è proprio quella più contaminata, perché per combattere la mosca mediterranea è necessario fare continuamente delle sostanze dannose, nocive per l'ambiente e quindi sicuramente non ecosostenibili, ma soprattutto di dubbia problematiche eventuali sulla persona che va poi a mangiare qualcosa. La mosca mediterranea è la mosca comune, no? Sì, la mosca della frutta. La mosca che in pratica va a deporre le uova all'interno del frutto e poi quando capita che il prodotto è un miglio, possibilmente troviamo le larve all'interno. Per evitare di combattere distruggendo tutti gli insetti che ci sono nell'ambiente, andiamo a mettere questo sacchetto di carta. Il sacchetto di carta obbedisce meccanicamente all'insetto
di danneggiare, e quindi noi diamo a settembre un prodotto che è completamente residuo zero, cioè non c'è assolutamente nessun tipo di contaminazione sul frutto. Questo ci ha dato tanta forza, perché comunque è un punto di debolezza, perché i costi sono elevatissimi, è un punto di forza perché riusciamo a dare ai consumatori veramente un prodotto di eccellenza. Certo, questa dicono essere l'unica pesca che oggi potrebbe rientrare tranquillamente nei circuiti della DOP, tant'è che stiamo lavorando anche per questo motivo qua. Poi il prodotto presenta molto pallido nel colore, è un frutto di colore giallo perché realmente è una percoca molto saporita, molto gallosa, croccante, che non si collega più tanto alla stagione estiva, ma quanto a quella autunnale. Ecco, Domenico, ma il sacchetto viene messo quando, insomma, la pesca è più che un nocciolo, ecco. Sì. In questo momento le nostre pesche hanno le dimensioni appunto di una noce. Ecco, più o meno è questa la dimensione. Ecco, senti, ma la tua giornata, insomma, come si svolge? Ultimamente riesco a impegnare sempre meno tempo nell'azienda agricola. Mi collaborano dei collaboratori che giustamente ormai gestiscono direttamente le nostre produzioni. Io passo il tempo, ora erano già circa 30 giorni in giro per l'Italia a parlare con i nostri clienti e programmare quella che è la campagna 2019 per la frutta estiva. Questa pesca di Leonforte dà slancio a un'intera comunità, è un volano importante per un'intera comunità, perché ricordiamoci che siamo nell'entroterra siciliano, ben distanti dalla piana di Catania, quindi ben distante da qualche forma di efficienza anche produttiva, perché qui abbiamo problematiche legate la provincia di Enna è la provincia più ricca di acqua di tutta la regione, però abbiamo difficoltà a prendere quest'acqua e portarcela negli impianti, perché purtroppo un elemento fondamentale che abbiamo portato avanti e che ci ha dato tanto lustro e tanta comunque notorietà è stata la collaborazione, la sinergia. Molto spesso si dice che in Sicilia è difficile fare cooperazione. Noi abbiamo un consorzio dove il 100% dei produttori sono associati e il 100% dei produttori conferisce la totalità del prodotto. Quindi oggi Pesca di Leonforte, ormai da 10 anni, ha un unico interlocutore. Tutte le grandi insegne italiane, tutte le GDO presenti sul territorio nazionale hanno fortissimo interesse ad avere il nostro prodotto sui loro banchi. La stragrande maggioranza, quelle più attente, già stanno attrezzando per fare del prodotto a marchio col nostro prodotto, perché realmente rappresenta i 3 elementi fondamentali oggi dell'ortofrutta, cioè la genuinità, perché il prodotto è un residuo zero, la bontà, perché la pesca sa di pesca, cioè che non è una cosa più scontata, e poi l'ecosostenibilità, perché comunque non utilizzare fitofarmaci fa bene all'ambiente, fa bene all'operatore, fa bene a tutto il territorio. Domenico, ti interrompo un attimo, Lorenzo, perché abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. È decisamente affascinante quello che ho sentito da questo produttore siciliano. Ecco, non la conoscevi questa storia? No, non la conoscevo, e infatti la trasmissione è effettivamente molto importante, perché tante di queste storie noi consumatori, comunque noi ascoltatori della radio, comunque siamo tutti consumatori, volenti o nolenti, non le conosciamo. Io credo che se fossero naturalmente divulgate farebbero sicuramente bene a chi produce, ma soprattutto a chi acquista, perché almeno sa cosa acquista. Io volevo chiedere questa cosa al produttore, che non è il suo prodotto, però sicuramente mi potrà dare una risposta, perché io sono curioso. Io non sono più giovanissimo, ho 53 anni, però da alcuni anni... Ma la tua voce è giovane, lo so, ma... lo so. 3 anni siamo ragazzini ancora. Beh, su questo no, diciamo siamo a metà strada, dai. Volevo chiedere questo, io abito a Mantova e qui siamo in una zona abbastanza vicina a Verona, siamo a 25 km da Villafranca, che era una zona sempre interessata dalla coltivazione delle pesche.
Io fino ad alcuni anni fa ho sempre visto pesche rotonde, ma da alcuni anni vedo le pesche piatte. Ma da dove cavolo arrivano? Pesche tabacchiere si dovrebbero chiamare. Ma sono di produzione italiana, che io non mi fido a comprarle semplicemente perché non le ho mai viste fino a una decina d'anni fa. Però sono profumate, Marco, io le ho assaggiate. No, ma io chiedo appunto a chi produce, perché sicuramente ne sa qualcosa più di me. Grazie mille. Domenico. Ho fatto un assist molto polemico, perché proprio a me chiedermi questo cosa mi fa ricordare un evento di circa 10 anni fa, quando un allora assessore regionale all'agricoltura siciliana viene alle Euforti e ci dice: ma togliamo queste pesche che producono poco, mettiamo tutta platicarpa, che in pratica la Saturnia, quella pesca di piatta, però quella senza pelo, quella con la buccia liscia, prodotti di importazioni spagnoli, perché comunque vengono da vivai spagnoli. Poi magari alla fine quell'assessore prendeva delle royalty, non ho idea da quel, perché non si può chiedere. Oggi qual è il tratto che ci contraddistingue? Noi da 70 anni produciamo queste pesche che spontaneamente sono nate sul nostro territorio. Da 70 anni li produciamo e li difendiamo perché comunque molto spesso succede che si cerca di andare appresso a quelle che sono le logiche di mercato, e le pesche di moda sono le pesche, prima le pesche americane, infatti sono arrivate le nettarine, le pesche senza, diciamo, quella con la buccia liscia, e hanno soppiantato tutte le vecchie cultivar nostre. Questo tipo di impegno è costato tanto negli anni, però oggi questo è il momento poi eccezionale, perché questo è il momento in cui il consumatore diventa sempre più attento. Viviamo l'era dell'informazione, chiunque fa accesso alle informazioni e va a trovarsi queste particolarità. La pesca questa piatta sicuramente viene dalla Stagni, ma in Italia ci sono tante produzioni ormai di pesca piatta, cioè in molte regioni del centro-sud viene coltivata questa pesca, anzi molto spesso in sovrapproduzione. Ora cosa succede? Succede che quando poi il consumatore è abituato a quel prodotto, quando non lo si trova in Italia lo si importa dalla Spagna. In Spagna, poi lì, noi a malapena riusciamo a capire quelle che sono le nostre logiche di produzione. Figuriamoci se possiamo capire o se possiamo tracciare bene quello che è un prodotto di provenienza estera. La Spagna è sicuramente molto forte nelle produzioni. Lorenzo, vuoi aggiungere? Sì, Domenico, a parte ti faccio i complimenti perché hai detto una cosa sacrosanta, cioè riuscire a mantenere anche le tipicità dei nostri territori, salvaguardando i vari ecotipi, le varie cultivar che sono presenti sul nostro territorio, perché comunque hanno una caratteristica endemica, qualcosa che ci tramandano i nostri nonni, i nostri padri. Detto questo, ecco, ti volevo chiedere, naturalmente io però spezzo una lancia a favore di tutta l'agricoltura italiana, cioè l'agricoltura italiana è un'agricoltura che insomma, anche quando utilizza gli agrofarmaci lo utilizza seguendo dei capitolati che purtroppo altri paesi non seguono. La cosa importante che dico, e dico anche al consumatore di prima, è di vedere sempre l'origine. Ora magari può essere una cultivar che arriva da un altro paese ed è stata utilizzata in Italia, cosa che magari insomma dovremmo cercare di mantenere, come dicevo prima, la nostra eticità. Però la cosa importante a favore della nostra agricoltura è cercare sempre un prodotto italiano, quando possibile anche dei prodotti magari che non sono per tutte le tasche, come quelli di Domenico, dove addirittura c'è un residuo zero e dove, oltre che, fammi dire, un prodotto, quindi un prodotto alimentare, qualcosa che viene messo sul mercato per la gioia del palato, tu mandi avanti un pezzo del tuo territorio, un pezzo della storia della Sicilia, qualcosa di, insomma, quello che dovremmo cercare di fare con tutte le produzioni in futuro, cioè quello di portare un messaggio, cioè quando uno mangia la pesca, la tua pesca, Domenico, mangia un pezzo o comunque assapora e anche i profumi di un territorio, i profumi di questa zona della Sicilia, quindi non di tutta la Sicilia ma di una zona particolare della Sicilia, quindi un grande compito quello che hai è quello di portare avanti questa missione. Grazie per essere stato con noi, Domenico. Grazie a voi. Grazie mille a Domenico Di Stefano, abbiamo detto direttore consorzio della pesca di Leonforte IGP in provincia di Enna. In collegamento telefonico con noi adesso abbiamo ormai una nostra amica, Lorenzo, una nostra ascoltatrice, una nostra radioascoltatrice, Federica Torselli. L'abbiamo fidelizzata nella trasmissione. Pronto Federica, buongiorno. Sì,
Pronto, buongiorno, mi sentite? Benissimo oggi. Perfetto, Ciao, allora, buongiorno a tutti. Allora, sappiamo che noi siamo conosciuti parlando della tragica situazione che purtroppo i nostri agricoltori stanno subendo col discorso della cimice asiatica. Ecco, però, dato che comunque sei anche tu una produttrice di pesche emiliana, ecco, portaci la tua testimonianza. Siamo un po' corti con i tempi, però mi piace che dicessi qualcosa anche delle tue produzioni. Allora, innanzitutto adesso l'azienda è a nome di mio marito, io sono, insomma, la gestisco assieme a lui, anche se lui è il titolare. Comunque, ecco, noi siamo in provincia di Bologna, ecco, San Giovanni Persiceto, che è il comune insomma dove viviamo noi, anche se è una frazione. Diciamo che la coltivazione del pesco da noi non è molto diffusa, perché il pesco, come almeno nella mia area, ecco, è più diffuso in Romagna. Il pesco qua nella nostra zona non è molto diffuso perché è una pianta molto sensibile a determinate condizioni del suolo, cioè non vuole un suolo che ristagni troppo e quindi ricco di calcare e di calcare, che le nostre zone abbondano, che proprio provoca la moria della pianta, quindi la non produttività di pesca. Diciamo che, ecco, la mia zona, posso dire, un po' un'isola felice, perché essendo vicino al fiume Reno il terreno è più o meno sabbioso, anche se bisogna sempre costantemente controllare il tipo di terreno, proprio perché se anche troppo non è sabbia del deserto, ovviamente, però bisogna sempre controllare che se ci sono delle vene, troppa sabbia, portare della terra, perché altrimenti si rischia di avere l'effetto opposto, la siccità. Ecco, noi come produzione di pesche non abbiamo una produzione IGP, cioè siamo una piccola azienda familiare, appunto io e mio marito, e anche la produzione non è elevata come frutteto, però ecco, è soprattutto pesche, che partiamo da adesso, insomma, a fine giugno fino a metà settembre, che sono diversi tipi di pesche a pasta bianca col pelo, pesche a pasta gialla col pelo e senza pelo, anche nettarine, cioè pesche noci a pasta bianca, insomma, a seconda dei periodi. Poi vabbè, abbiamo un altro po' di frutta tipo mele, pere, susine, albicocche e ciliegie, insomma. Senti, quindi, ecco, Federica, ma qual è il tuo frutto preferito? Oddio, sono onesta, a me piace tutta la frutta. Diciamo che il frutto preferito è la ciliegia o il durone, perché viene dopo un lungo mese dopo tanto tempo che si mangiano mele in inverno, è la ciliegia, è quella che stuzzica, eccetera, il durone. Cioè che apre, diciamo, la stagione. Apre la stagione, le golosità, eccetera. Però ecco, non disdico, le pesche vanno bene. Diciamo che, ecco, finora di ciliegia ne ho mangiate abbastanza in grossa quantità e non ho fatto indigestione. Quando mangio 2 o 3 pesche basta, finito lì, perché lo stomaco è già pieno, non lo so. Benissimo. Comunque, ecco, sì, noi la maggior parte della nostra produzione va poi al mercato a Bologna, dove c'è proprio il fico, ecco, che una volta prima erano tutti stand di produttori agricoli, adesso la maggior parte del fico, della superficie del fico, è stata destinata, insomma, a questo bellissimo progetto. Speriamo che metta in contatto davvero i consumatori con noi produttori, e noi, ecco, siamo, diciamo, ubicati nella parte dietro come ecco, distribuzione e logistica, ecco, per chi ha come standista, ecco, così. Ti fermo un attimo, Federica, su una cosa, dici sempre cose puntuali e dettagliate, quindi è interessantissimo quello che dice, ecco, però una cosa che, dato che noi ci confrontiamo sempre sul discorso della cimice, ecco, i danni che fanno la cimice su questo frutto, la pesca. Insomma, ce n'è da dire. Allora, io ho mandato delle foto, ecco, i danni della cimice sono in più stadi della produzione. Diciamo che, ecco, sulle pesche che stavamo diradando fino alla settimana scorsa, che andremo poi a raccogliere a primi di settembre, metà settembre, c'erano già dei danni. Quindi fa il danno sia quando il frutticino è piccolo, più o meno grande come un'oliva, che anche in prematurazione e anche in maturazione, quindi in fase della raccolta. Quindi la cimice il danno lo fa sempre e comunque. È chiaro che se il danno che è operato dalla cimice, che è la suzione, lei opera una suzione dove punge, dove succhia, perché succhia, insomma, il nettare e gli zuccheri, si crea una depressione. Se il frutto, diciamo, se le punture sono poche, il frutto è ancora abbastanza
giovane e piccolo riesce comunque si riesce a rimediare, ma può diventare deforme, ma comunque grossi danni non ne subisce. Ma se le punture sono molte e in prossimità della maturazione, lo strato sottostante alla puntura diventa legnoso, fibroso ed non si mangia e poi tende anche a marcire, quindi oltre ad esserci un aspetto estetico che brutto, c'è anche un aspetto legato alla serbevolezza e anche alla sapidità che praticamente col frutto lì è da scartare. Benissimo. Ecco. Allora Federica, noi come al solito ti ringraziamo, poi se vuoi ci risentiamo prossimamente durante queste puntate dedicate all'agricoltura. Buona giornata a te. Va bene, grazie, arrivederci, buona giornata. Ciao Federica, grazie. Allora, Lorenzo, chiedo a Giulio in regia, vediamo se riusciamo a metterci in collegamento con il nostro prossimo ospite. Lorenzo, ma per quanto riguarda il tuo settore, guardavo la tua pagina, il tuo settore che è quello che riguarda la pesca, il settore ittico, guardavo la tua pagina Facebook, no? 16 ore fa hai scritto un post che io leggo ai nostri radioascoltatori. Settimane di fuoco, stiamo buttando giù la riforma del settore ittico italiano di cui sono relatore iscritto. Laddove lo Stato può intervenire, dobbiamo semplificare e migliorare la vita dei pescatori, rendere fruibile uno dei mestieri più belli del mondo con meno burocrazia e più passione per il mare. Dobbiamo cambiare addirittura normative che risalgono al dopoguerra e che nessuno ha mai voluto toccare. Non molliamo di 1 centimetro. Sei combattivo in questa foto perché hai il braccio alzato. Che cosa stai dicendo? Non ho capito lì. Ecco, lì è una foto che mi hanno fatto, m'ha fatto la mia collega Tatteo, segretaria d'aula, e lì in quella foto è il comitato dei 9. Poi quando avremo tempo in radio, anzi sarebbe bello magari, ma non in questa trasmissione, far capire, perché è bella anche far capire ai radioascoltatori l'attività parlamentare come si compone. Quando c'è un provvedimento, comunque in analisi, c'è questo comitato dei 9 che è quello che dà le indicazioni di voto al gruppo. È realmente la commissione, sono quelle persone all'interno della commissione di riferimento che hanno studiato il provvedimento, l'hanno analizzato in commissione e quindi danno le varie indicazioni e studiano i vari emendamenti. Ecco. E quindi sì, quella foto mi ritrae lì, ma comunque quando si parla di riforma del settore ittico italiano, purtroppo è una riforma a metà. Cosa ti voglio dire? Che purtroppo tutte le misure tecniche, cioè le cose che mettono in difficoltà principalmente i nostri pescatori, ricordiamoci sempre che sono i regolamenti europei e quelli purtroppo con la legislazione italiana vanno recepiti. Le battaglie, quindi la maggior parte delle battaglie, il pallino adesso ce l'hanno i nostri europarlamentari che dovranno andare a dire all'Europa che dobbiamo cambiare i regolamenti facendo i piani di gestione, dimostrando anche scientificamente che certe pesche sono pesche tradizionali, culturalmente appartenenti al nostro territorio da secoli. Certo. Quello che possiamo fare a livello italiano però è quello di semplificare il codice della navigazione, semplificare quindi tutta la parte che riguarda il Ministero dei Trasporti, semplificare quello che riguarda la tracciabilità e quindi rendere più fruibile molte informazioni che adesso non vengono date al consumatore, quindi maggior tracciabilità e maggior valorizzazione del prodotto sulle tavole degli italiani, quindi maggior reddito per quanto riguarda i pescatori, ma soprattutto è quello di togliere tanti regolamenti che a livello italiano hanno implementato con la burocrazia europea, rendendo la vita del pescatore impossibile. Quindi un bel match che mi sono, come relatore, diciamo che non poteva essere altra persona che un pescatore, un biologo marino a fare a prendersi questo compito, però molte volte è molto più facile delegare il governo alla semplificazione, come si fa molte volte nei progetti di legge. Nei progetti di legge molta cosa difficile, ti dico la verità Antonio, sarà quella di veramente andare a prendere e studiarsi, perché quello che sto facendo adesso è studiarsi tutta la normativa, come abbiamo dei leggi decreti, abbiamo norme che sono prima della guerra, abbiamo norme degli anni 50, e quindi un panorama e uno studio molto approfondito. Allora Lorenzo, adesso lascio a te la presentazione, no, di un tuo amico, di un tuo collega. Abbiamo in collegamento telefonico Stefano Briola, che lascio appunto a te Allora, intanto passiamo dalla pesca alla pesca professionale. Dalla pesca alla pesca.
dalla pesca, lasciami questa piccola freddura. No? Parliamo di che? Di besugo? Ecco, parliamo intanto, presento Stefano. Stefano è un pescatore di Portofino, un ragazzo che è diplomato neuroscientifico, che ha deciso nella vita che il suo mestiere è un ragazzo che viene da una famiglia anche di ristoratori di Portofino, quindi insomma già forse con un futuro assicurato, che ha deciso di mettersi in gioco per una passione tramandata dai suoi parenti, dai suoi amici, dal suo paese, il paese di Portofino, paese di pescatori, ancora qui c'è una comunità di pescatori, quindi ha deciso di fare il mestiere del pescatore, fra mille difficoltà che poi magari ci accennerà, ma l'ho già parlato tante volte in trasmissione anch'io, ma soprattutto mi fa piacere questo collegamento, a parte fare questa spola fra agricoltura e pesca, che è sempre bella, ma ci dà anche un'area, ci rinfresca un po' anche quest'area estiva, parlandoci. Lui adesso è in cala a Besughi. Ecco, Stefano, dici cosa stai facendo. Che vuol adesso? dire in cala? Sta pescando, no? Sì, è in cala, sta calando il palamito. Ecco. Stiamo salpando i palamiti che abbiamo calato stanotte, siamo a circa 27 metri dalla costa, su delle secche che vengono su da una profondità di 1000 metri, arrivano sui 400. E siamo a cercare questi pesci di profondità. Non è la stagione usuale, perché di solito in questo periodo andiamo per pesci spada, ma quest'anno ha fatto una primavera molto fredda. Il pesce spada nel Mar Ligure è in forte ritardo, e allora stiamo ripiegando su questa pesca qua. Come si chiamano? Qual è il nome? Besugo, no? L'occhione. Besugo, Occhione, Besugo, forse in pagello Bogaraveo. Pezzogna. Ecco, e quali sono le caratteristiche insomma di questa varietà, di questa specie? È l'unico sparide che vive in profondità, diciamo che è della stessa famiglia dell'orata, del dentice, del pagello, che sono pesci che notoriamente vivono sotto costa in una profondità dai 10 ai 100 metri. Questo qua è un pesce che vive oltre i 400 metri di profondità, dai 400 ai 700 metri. Ah, benissimo. Ecco, Stefano, spiegaci un po' materialmente. Tu esci dal porto ai radioascoltatori, perché è una cosa interessante far capire cosa vuol dire fare il pescatore. Ricordiamo che il socio di Stefano, oltre a essere comunque Stefano è un pescatore di Serie A, ma il suo socio è un ragazzo laureato addirittura in scienze naturali o scienze ambientali, non mi ricordo, quindi anche con un occhio realmente alla sostenibilità ambientale della pesca. Ecco, raccontaci la tua giornata, Stefano. Siamo usciti ieri sera alle 10, siamo arrivati sulla zona di pesca circa l'1, abbiamo misurato la corrente, che è molto importante perché peschiamo in una zona ristretta, quindi è importante che l'attrezzo cada dove vogliamo farlo lavorare. Alle 2 circa abbiamo calato i palamiti, alle 4 abbiamo finito, abbiamo dormito un paio d'ore fino alle 6, poi un caffè, e alle 6:30 abbiamo iniziato a salpare. Ecco, benissimo. Lorenzo, ecco, come sta andando? Come sta andando? Bene, oggi bene, purtroppo non ci possiamo fermare 2 giorni perché domani il bollettino dà un po' di levante qua fuori, e quindi facciamo una giornata sola, perché di solito quando facciamo sta pesca qua ci fermiamo 2 giorni, visto che le distanze sono abbastanza elevate, cerchiamo di sfruttare per i consumi e le tempistiche di fare 2 giorni in mare, via. Perfetto. Ricordiamo che il mestiere dei palamiti, quindi quello degli anni, è uno dei mestieri più faticosi. Di solito sono equipaggi che non sono neanche troppo numerosi e fanno veramente tante ore in mare e di lavoro continuativo, con un'attenzione massima, perché il mare, la cosa importante, prima di tutto è un mestiere, lasciatemi dire questa piccola parentesi, che non ci si inventa in un giorno, perché è un mestiere in cui uno deve essere prima di tutto un bravo marinaio, poi deve essere pescatore, quindi deve avere un'attenzione particolare anche ai pericoli e dove mette le mani, dove le mette le mani, e come anche l'attenzione soprattutto nel lavoro, ad esempio lì quando si innesca, quando si cala, deve essere sempre delle operazioni che vengono fatte da persone insomma con un'esperienza e con una vita di insegnamento alle spalle. Grazie Stefano di essere stato con noi, buon lavoro e ci sentiremo prossimamente. Grazie mille a Stefano Briole, grazie a te, insomma, Lorenzo, per aver contattato anche Stefano, un tuo collega. Lorenzo, andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, con te poi per chiudere ci sentiamo altri 2 minuti subito dopo la pausa.
Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex stiamo presentando una nuova collezione di materassi termoregolanti che mantengono la temperatura del corpo, mai caldi d'estate e mai freddi d'inverno. Venite a provarli fino al 31 luglio, offerta lancio con lo sconto del 50%. Vi aspetto anche il mese di agosto. Mondoflex reti e materassi a Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissimi amici di RPL, ancora Lorenzo Viviani in collegamento telefonico con noi al telefono. Allora Lorenzo, anche questo venerdì è andata, abbiamo concluso la nostra trasmissione dedicata all'agricoltura, insomma è andata bene, giusto Lorenzo? È stata fantastica, sempre una trasmissione interessante, devo dire la verità. Ma perché è interessante sentire dalla viva voce dei produttori, di chi sta lavorando, come abbiamo sentito Stefano adesso, ma o la nostra amica Federica che era insomma nei campi, la gente che svolge quel lavoro, che svolge il lavoro di agricoltore o di pescatore, dà la loro vivida voce, insomma, le impressioni e poi naturalmente l'amore che provano per il proprio prodotto e per la propria vita. Insomma, sta a noi politici, fammi dire, cercare di facilitarlo in tutti i modi, perché queste persone lo fanno con passione e se non lo facessero con passione per il reddito che porta la pesca, l'agricoltura, per le difficoltà che devono affrontare, non di meno ricordiamoci queste fitopatie, queste cose che arrivano da altri paesi e comunque sono costretti ad affrontare molte volte anche da soli gli agricoltori. Se fosse solo per queste cose, non fossero comandate, come diceva prima all'inizio, il nostro amico Matteo, il consigliere comunale di Pescatina, ecco, se non ci fosse la passione dietro, la gente avrebbe già chiuso da anni le proprie aziende. Te lo dico da produttore questo. Ecco, senti la sigletta, sì, dimmi. Ok. Lorenzo, siamo quasi in chiusura. Cosa devo dire? Con questa sigletta vuol dire che siamo fuori tempo massimo. Capito? Si ricoverano, lo sai, con questa sigletta. Va bene. Allora Lorenzo, io ti ringrazio, ci sentiamo con te venerdì prossimo, puntuali alle 10:35. Perdiamo un sacco di ascoltatori. Non fa niente, li recupereremo. Ciao. Ciao Antonio, un saluto a tutti i radioascoltatori. Ha tante capacità, porta pesi qua e là, in giro veloce va, tra la 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 la. Ha una certa importanza, ha motore d'eccellenza, sì la sua potenza immensa e ogni tanto si riposa. Ha tante capacità, porta pesi qua e là, in giro veloce va, tra la 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 la. Lui trasporta, lui riporta, semi di grano lui pianta, tutti i campi lui ara, in ogni
Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Allora, rieccoci qua, carissimi amici di RPL. Riprendiamo la nostra trasmissione. Dopo il consueto appuntamento con l'agricoltura, abbiamo un'altra parte della nostra trasmissione legata ai temi attuali, ai temi politici attuali. Con noi per commentare le ultime notizie di quest'oggi abbiamo un'amica di RPL, Rebecca Frassini, deputata della Lega. Ciao Rebecca, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie mille per essere qui con noi questa mattina, buon venerdì a te. Allora Rebecca, abbiamo visto alle 9:37 le 2 esplosioni a Genova che hanno così demolito il ponte Morandi. Che ne pensi di questa giornata e quali sono i tempi, insomma, per la ricostruzione di questo ponte? Allora, penso che sia stato un grande successo. Oggi è una giornata storica, ricordo che 3 giorni fa c'è stato il primo pilone e quindi siamo fiduciosi che entro la primavera prossima, insomma, si riparta, perché Genova ha bisogno di ritornare a viaggiare veloce, visto e considerato che quello che è successo l'anno scorso è stata una tragedia veramente immane per il nostro paese, e quindi per il rispetto appunto dei familiari delle vittime e per il rispetto appunto di tutto, anche di tutto il paese, è necessario che Genova riparta e riparta meglio. Ricordo anche che è stato appunto istituito un commissario speciale proprio per Genova, proprio perché questo governo in tempi record, perché la tragedia è stata talmente immane che non era scontato che si potesse ripartire in modo così veloce. E quindi questa è un'ottima notizia per l'Italia e per Genova. Benissimo. Senti Rebecca, sulla nave Sea-Watch, no, quali sono gli ultimi aggiornamenti? Perché leggevo che sul caso è intervenuto anche il Premier Conte dicendo 3 o 4 paesi sono disponibili a prendere i migranti. Insomma, quali sono le ultime novità? Sì, allora, le ultimissime novità, agenzie di poco fa, è stata indagata la capitana, quindi Ecco. la signora Carola, che ovviamente ha agito in modo illegale, perché c'è appunto, grazie al decreto sicurezza bis, lei peraltro non solo sarà iscritta nel registro degli indagati, ma rischia multe fino a 50.000 euro e soprattutto il sequestro anche della nave. Io penso che dietro tutto ciò ci sia un affronto politico nei confronti del nostro paese, perché è innegabile che la nave sia partita, peraltro ricordo sempre che è una ONG, quindi una nave privata, tedesca, che batte bandiera olandese, quindi non si capisce come mai per fare questo traffico di esseri umani, siccome era più vicina a Malta, alla Tunisia, alla Grecia, sia partita proprio verso l'Italia. Quindi io lo vedo senza ombra di dubbio come un affronto totale al nostro paese. Poi sì, ho letto anch'io le dichiarazioni del Premier Conte riguardo alla redistribuzione. Bene che l'Europa si svegli, però ricordo sempre che è tanto giusto anche dire che non devono proprio più partire, cioè bisogna andare a sanare l'operazione a monte, quindi bisogna lavorare affinché non ci siano più queste partenze, soprattutto non ci sia più questo traffico umano assurdo, perché ricordo che queste persone rischiano costantemente la vita, e grazie al ministro Matteo Salvini e a questo governo non sono diminuiti gli sbarchi dell'86%, ma sono diminuiti molto anche i morti in mare, quindi non devono proprio più partire. Bene quindi in questo caso che ci siano 4 paesi disponibili ad accogliere questi migranti, però bisogna risolvere proprio la situazione a monte, non devono proprio più partire, bisogna aiutarli là. Ecco, poi la Procura di Agrigento indaga per favoreggiamento e violazione del codice della navigazione. I migranti sono all'estremo, scrive Repubblica, sulla nave in attesa di una proroga da 15 giorni. Quindi le notizie si susseguiranno nel corso di queste prossime ore, penso, giusto? Esatto, cioè appunto perché erano stremati il capitano della Sea-Watch e tutto l'equipaggio, che dovrebbero essere appunto tutti quanti indagati seduta stante, hanno messo a rischio vite umane, proprio perché, come dice Repubblica, erano allo stremo. Quindi a questo punto qua io mi chiedo come mai non li abbiano portati in salvo prima a Malta.
invece mi ha fatto percorrere un percorso molto più lungo, cercando di farli sbarcare in Italia, dove noi abbiamo detto chiaramente che la politica di questo governo, ferma e decisa, è che in Italia non ne arrivano più, perché chi ha diritto invece di chiedere la domanda di asilo, chi scappa dalle guerre, quindi in una situazione particolare, abbiamo messo in campo dei corridoi umanitari che stanno peraltro già funzionando. Quindi non c'è assolutamente motivo di cambiare questa linea, perché siamo fermi, convinti e decisi, e questa linea non si cambia. Perfetto. Senti Rebecca, alla Camera questa è stata una settimana piena di incontri, di eventi, è diventato poi legge al Senato il decreto crescita. Ci puoi raccontare un po' quali sono le misure? Sono varie le misure che contiene questo decreto. Quali sono le più importanti? Allora, il decreto crescita è un ottimo decreto, proprio perché va appunto nella direzione tanto auspicata dall'Italia e dagli italiani di cominciare a ridurre le tasse, di semplificare, perché il problema di questo paese è la troppa burocratizzazione, troppe carte, troppi lacci e lacciuoli per le imprese. Nel decreto crescita, ad esempio, vi cito delle misure che sono molto importanti per le imprese. C'è ad esempio la deducibilità dell'IMU al 100% dal 2023. Ricordo che già in legge di bilancio avevamo cominciato a aumentare la deducibilità dell'IMU sui beni strumentali, perché dal 20% l'avevamo già portata al 40% in legge di bilancio. Con il decreto crescita invece andrà proprio al 100% dal 2023, quindi questa è una boccata d'ossigeno importantissima per le nostre aziende. È stato introdotto il superammortamento al 130%. Un'altra misura molto importante, ricordo, per i nostri comuni, per i piccoli comuni, oltre al fondo stanziato in legge di bilancio di 400 milioni di euro per la messa in sicurezza di scuole, strade e di beni di patrimonio comunale, verranno aggiunti a ulteriori 500 milioni di euro proprio per questi comuni da faltare subito, quindi in totale 900 milioni di euro per i nostri piccoli comuni. E quindi capite bene che abbiamo completamente invertito la rotta rispetto ai governi precedenti che si dimenticavano degli enti locali, soprattutto dei piccoli comuni. Ha un'altra misura che a me fa molto piacere, ad esempio anche la tutela del Made in Italy, quindi l'introduzione del marchio, quindi il marchio d'impresa dove queste imprese sono registrate da almeno 50 anni in territorio italiano, avranno la possibilità di avere questo marchio, un marchio di eccellenza, proprio per contrastare il fenomeno dell'Italian sounding, che purtroppo è stimato attorno a 40 miliardi di euro all'anno, e quindi della contraffazione dei nostri prodotti. Quindi insomma sono tante misure. Io vi ho semplificato un po', vi ho semplificato molto, andando appunto a prendere delle misure che vanno a far capo sia alle imprese e sia agli enti locali, ma nel decreto crescita c'è veramente tanto per la semplificazione e per finalmente far tornare anche le nostre imprese a respirare un po' di più. Certo. Rebecca, non so se abbiamo una telefonata. Sì, Giulio dalla regia mi dice di sì. Pronto, buongiorno. Buongiorno Antonio, sono Mauro di Reggio. Ciao Mauro. Guarda, io volevo parlarti riguardo al discorso della delegazione del PD e dell'estrema sinistra che è salita sulla Sea-Watch. Sì. Queste persone sono in perfetta continuità ideologica con coloro. C'è adesso un diario di bordo, scusami Mauro, perché leggo alle 4:30 Riccardo Maggi mi sveglia, dice Frattoianni e il mio turno di guardia sul ponte, insomma anche il diario, ecco. Esatto, queste persone qua, ripeto, sono in continuità ideologica con coloro che, quando un convoglio di profughi istriano-dalmati si fermò alla stazione di Bologna, gli presero a pietrate e negarono persino l'acqua e il latte ai bambini. E quelli erano non africani, erano italiani 2 volte. Sono solo un secchio di sordi dall'ordura fognaria. Allora, Rebecca, vuoi commentare qualcosa o no? Allora, io ricordo chi ci sta ascoltando, peraltro, che ieri mattina in aula ci sono state delle votazioni, perché ovviamente avevamo la seduta alla Camera e c'era una maggior parte di parlamentari del Partito Democratico che con i voli di Stato si è trasferito a Lampedusa
facendo un sipario veramente tragicomico, e non solo c'era Del Rio che faceva la passerella, l'ennesima passerella appunto su questo ONG, ma addirittura hanno lanciato una raccolta fondi per finanziare eventuali sanzioni ad una nave fuori legge. Cioè, secondo me siamo veramente arrivati all'assurdità, perché se il PD, Partito Democratico, che un tempo fu di sinistra vera, dove andava a difendere gli italiani in difficoltà, le fasce di povertà assoluta del nostro paese, ora invece si dedica completamente alla difesa di organizzazioni private fuori legge, perché a tutti gli effetti è una nave pirata, perché se qui c'è una legge, c'è un decreto sicurezza bis firmato dal Presidente della Repubblica che dice che se uno si avvicina ad acque, in questo caso no, ad acque italiane, quindi violando quella che è la legge, cercando di attraccare dove la legge dice che non si può fare, a tutti gli effetti è fuori legge. Quindi il PD sta dalla parte di chi è appunto fuori legge e di chi sta violando tutti gli effetti la legge. Poi tralascio commenti sull'editoriale di Gad Lerner ieri a Repubblica, perché lì proprio siamo andati veramente non a raschiare il fondo del barile, ma di più, perché addirittura inneggiava alla disobbedienza civile, appunto invogliando i cittadini italiani a stare dalla parte di chi sta infrangendo la legge. Quindi siamo proprio arrivati veramente all'assurdo. Noi lo diciamo sempre con fermezza: chi realmente ha bisogno, ci sono i corridoi umanitari, quindi li andiamo a prendere in aereo, quindi gli diamo tutto quello che è necessario per cure e il loro sostentamento se veramente scappano dalla guerra. Per tutti gli altri che arrivano tramite queste navi, dove ricordo costa 3.000 euro la tratta, e questi 3.000 euro per gli scafisti sono acquisto di droga, armi e quant'altro. Certo. Quindi noi siamo veramente fermi e decisi su questa cosa, e mi auguro che l'Europa realmente cominci ad aprire gli occhi, perché noi siamo tra i 10 paesi contributori netti, diamo 6 miliardi di euro in più all'Europa, invece ci sono altri 17 paesi dell'Unione Europea che invece ricevono più di quanto danno. Siamo paesi fondatori dell'Unione Europea, abbiamo sempre contribuito in modo positivo, e che cosa abbiamo in cambio? Abbiamo in cambio che rischiamo una procedura di infrazione per 3 miliardi di euro, quando la Francia è oltre 10 anni che sfora il rapporto deficit su PIL al 3%, da oltre 10 anni lo sfora. La Germania per 18 volte consecutive, anche lei se ne frega del patto di stabilità. Insomma, io chiederei all'Europa, appunto anche in vista della scadenza per capire se veramente verrà avviata la procedura di infrazione, di mettere insieme tutti questi pezzi del puzzle, perché secondo me l'Italia ha fatto tanto, sta continuando a fare, però chiediamo anche rispetto, soprattutto rispetto delle nostre leggi nazionali. Benissimo. Senti Rebecca, prossima settimana cosa c'è in programma alla Camera? La prossima settimana abbiamo delle mozioni e delle ratifiche, però siamo in attesa, questo probabilmente avverrà tra un paio di settimane, finalmente del decreto sicurezza bis, perché è il provvedimento che stiamo aspettando appunto con ansia, proprio anche alla luce di quello che sta succedendo purtroppo in questi giorni. Direi che è non necessario di più ancora, quindi sarà un'estate comunque importante sia alla Camera che al Senato, visto che comunque in pochi mesi abbiamo approvato tanti decreti importanti per il nostro paese, e quindi aspettiamo con ansia che il decreto sicurezza bis. Senti Rebecca, abbiamo un'ultima telefonata, poi ti lasciamo andare. Pronto, buongiorno, chi è in linea? Buongiorno, Parola Brescia. Salve signora. Sono vergogna, sono indignata. Quel Maggi lì, radicale, che si sono appena cuccati 3 milioni di euro per la loro radio, fanno propaganda sempre che devono venire qui tutti, quelli pure guerrafondai, perché hanno voluto la guerra in Libia a tutti i costi. Non è stato neanche eletto. Lui e la Bonino, che sono in Parlamento, non hanno raccolto 300 firme che per loro sarebbero niente. Che ci fanno lì? Ma che voce in capitolo ha questo tizio? Ma denunciatelo. Allora, è incredibile. Va bene, grazie. Hanno associazioni varie dove sono pagate da noi, no? Sempre hanno un tizio che va ogni volta a Radio Radicale, il suo programma, che è un'associazione di africani,
non si può. Va bene signora, grazie mille. Allora Rebecca, noi ti lasciamo andare. Un caro saluto, mi diceva Lorenzo Viviani, tuo collega che ha appena sentito. Lo saluto anch'io. Poco fa, perché abbiamo noi il venerdì dalle 10.35 alle 11.30 la trasmissione dedicata all'agricoltura. Allora, un saluto a te, buon weekend, buon lavoro e ci risentiamo prossimamente in radio. Grazie a voi, grazie a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie mille buon a te. weekend. Grazie mille a te, grazie mille a Rebecca Frassini, deputata della Lega. Andiamo a guardare le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Vediamo, oltre alla notizia di cui abbiamo detto prima, a Genova è avvenuta la demolizione del Ponte Morandi, delle due pile del Ponte Morandi. Un lungo applauso ha seguito l'esplosione controllata. Altre notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa: sulla nave Sea-Watch è indagata la capitana. Poi altre notizie: Conte interviene sulla tragedia di Genova e dice non va oscurata. Ancora una notizia di cronaca: a Milano un uomo travolto da un treno investito in un tratto non distante dalla stazione di Rogoredo. Poi sempre sulla nave Sea-Watch, oltre 4 gli stati dell'Unione Europea pronti per accogliere i migranti. Sono la Francia, la Germania, il Lussemburgo ed il Portogallo. Fonti della Farnesina confermano che a seguito del lavoro svolto su istruzioni del ministro Enzo Moavero Milanesi, in stretta collaborazione con la Commissione europea, Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e altri stati membri dell'Unione Europea sono disponibili ad accogliere i migranti imbarcati sulla nave Sea-Watch. Allora, siamo in chiusura, io vi auguro un buon weekend, una buona giornata, grazie a tutti per averci seguito. Adesso ascoltiamo l'intervista del ministro dell'Interno Matteo Salvini di questa mattina alla trasmissione Agora. Buon weekend a tutti. Grazie. Ministro, prima vorrei partire da Genova. Lei è lì, abbiamo visto in collegata la nostra inviata che ci racconterà in diretta la demolizione degli ultimi piloni. Volevo sapere da lei se ha idea, se possiamo dare una data nella quale Genova tornerà alla normalità, insomma, se ha un cronoprogramma, come dicono. Sì, sono in prefettura perché ovviamente si sta seguendo tutto al millimetro e al minuto. Sono qua per rendere omaggio a una città che non si è mai fermata, non si è mai inginocchiata, a ricordare le vittime, a essere vicino ai loro parenti e a ringraziare perché Genova ha dato un messaggio di forza, di coraggio, di concretezza a tutta Italia. Quindi oggi non solo viene giù il vecchio, ma viene sul nuovo, perché poi andrò anche in azienda a incontrare ingegneri e operai che stanno costruendo il nuovo ponte. Quindi oggi non è una giornata che abbatte, ma è una giornata che si prepara a ricostruire, e devo dire che tutti stanno facendo la loro parte a prescindere dalle idee e dai colori, e quindi è una bellissima lezione di concretezza e di conferma dei modi, dei tempi che Genova e l'Italia danno a tutto il resto del mondo. Ecco, sì, diciamo che ci uniamo noi all'applauso per Genova, ovviamente anche alla grande dignità, no? Con la quale questa città, i suoi abitanti hanno, diciamo, gestito tutta la tragedia che è stata appunto causata il 14 di agosto, quel maledetto 14 agosto. Allora Salvini, i tempi quindi non li... Evacuare 3.000 persone in una mattinata non è uno scherzo, quindi certo. Stanno lavorando i vigili del fuoco, stanno lavorando che ringraziamo anche noi sempre, giustamente. Tutti gli esperti sono già sul posto, e quindi fra pochi minuti, finito il collegamento con voi, da italiano e da ministro dell'Interno sarò anch'io nel quartiere per seguire tutto quello che sta accadendo, e dentro 2 ore dovrebbe essersi chiusa la fase A, che prevede la demolizione, e poi nei tempi previsti, e sarebbe bellissimo che fossero rispettati tempi e costi, i genovesi l'anno prossimo avranno il loro ponte, gli italiani, gli europei avranno un ponte più nuovo e più bello. Bene, Ministro, adesso c'è il tema di Atlantia, no? Perché mentre sistemavano l'inquadratura abbiamo mandato in onda Di Maio, perché appunto, ovviamente le parole di Di Maio le ascoltate, come facciamo con Alitalia?
e con Atlantia? Ma guardi, un conto è il lavoro degli avvocati, dei giudici, chi ha sbagliato paga a Genova, ma non solo a Genova. Domani è il decennale della strage di Viareggio, quindi è chiaro che se qualcuno per imperizia, per avarizia, per incoscienza, per incapacità provoca dei morti, paga e paga fino in fondo. Di mezzo non ci devono andare però i lavoratori. Questo riguarda Autostrade, riguarda l'Italia, riguarda Ilva, riguarda Mercatone 1, riguarda Whirlpool, riguarda tutte le vicende industriali aperte. L'importante è mettere in sicurezza queste migliaia e migliaia di posti di lavoro, perché ci sono famiglie che da questi posti di lavoro dipendono. Ecco, ma diciamo così, il tema è ovviamente la revoca della concessione. Ieri Danilo Toninelli ha detto: non vorrei che la Lega facesse l'avvocato di Benetton. Quindi si revoca o meno la concessione da... Com'è? Ma ci stanno lavorando, io faccio il ministro che si occupa di antimafia, di antidroga e di pubblica sicurezza. Ci stanno lavorando avvocati e magistrati e io rispetterò il parere di avvocati e magistrati. Io non faccio l'avvocato difensore di nessuno. Molto semplicemente a metà luglio all'Italia, che significa 11.000 dipendenti, 11.000 famiglie e centinaia di aerei che trasportano milioni di italiani e portano milioni di turisti in Italia, l'unica cosa che non può succedere è che questi aerei rimangano fermi a Fiumicino o a Malpensa. Quindi siccome ci sta lavorando il collega Di Maio, ma non c'è solo Atlantia, ce ne possono essere tanti. Sta seguendo da mesi Luigi Di Maio la vicenda, ci assicura di essere a buon punto e quindi io mi fido del collega Di Maio, perché non dovrei farlo. A me basta che gli aerei continuino a portare in Italia turisti e lavoratori e portino nel mondo gli italiani che devono andarci per lavoro. Diciamo, ovviamente ce lo auguriamo tutti. Non lo scelgo io. Basta che non ci siano pregiudizi. Io non ho mai incontrato nella vita un Benetton e quindi non ho simpatia o tifo per Tizio o per Caio. Mi interessa che vengano messi in sicurezza quei posti di lavoro, perché sono importanti per l'Italia. Ecco, però il tema della revoca delle concessioni non ce lo inventiamo noi, perché il 15 di agosto, cioè il giorno dopo, c'è una sua dichiarazione che dice appunto il minimo che si possa fare è revocare la concessione ad Alitalia. Quindi lei non fa il giudice, però sta il governo, il vice premier, per cui dipenderà anche un po' da lei questa decisione, o no? E poi ci stanno lavorando gli avvocati, come per la Sea-Watch. Ci stanno lavorando prefetti e avvocati. Io do un'indicazione e poi è chiaro che ci vuole qualcuno che traduce in termini legali quella che è un'indicazione politica. E quindi la sua indicazione politica è sempre di revocare la concessione, come disse il 15 agosto? Beh, non cambio idea. Chi ha sbagliato e ha dei morti sulla coscienza deve pagare, però pagano i vertici, non pagano gli operai, i funzionari, i tecnici, gli ingegneri. Pagano i vertici. Però è anche un po' complicato chiedere ad Atlantia l'ingresso in Alitalia se poi si revoca la concessione delle autostrade. Ovviamente quello, se si revoca la concessione, immagino... Faccio il ministro dell'interno, non mi faccia fare il ministro del lavoro, se no poi mi dite che faccio tutto il lavoro anche degli altri. Quindi rispetto il lavoro dei miei colleghi e mi fido dei miei colleghi che metteranno in sicurezza i posti di lavoro. Va bene, ma lei è il vice premier, quindi di certo non è solo il ministro del lavoro, ha un'influenza politica anche grazie al risultato elettorale, no? Che lei rivendica quotidianamente. Avete preso il 34%, nonché avete praticamente vinto, voi Lega, dico, tutte le elezioni dalle politiche dell'anno scorso ad oggi. Quindi insomma diciamo è il ruolo politico e per questo le facevo queste domande. Senta, domanda, Sea-Watch, che è ancora lì. Prima cosa secondo lei rischia Carola Rackete? Perché leggo anche delle cose sui giornali. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione